Ok, caro cerchio, allora dobbiamo allenarci perché il 27 di novembre inizia Squid Game Chess e dobbiamo cercare di non far vincere nessuno. Quale sarà il Questo, gioco cui ci cimenteremo ora? allora, il gioco si chiamerà Horde, avremo una serie di pedoni e dovremo cercare di mangiare tutti i pezzi dell'avversario e, se possibile, andare a promozione. Quindi la cosa migliore è cercare di non farsi creare pedoni doppiati, come se non ce ne fossero. Ok, ok. D5, che i 36 pedoni sono in Sì, inferiorità numerica. sì, Non ho mai giocato a questo gioco, ma è giusto che i giocatori non sappiano a che gioco si giochi, anche non se tutto sapranno avrà a che nulla, fare con gli scacchi. non sapranno nulla dei sei giochi. D5. Ma devo mangiare tutti i pedoni? Che Eh altro sì. materiale ora se lo contiamo? Voglio cambiare i pedoni. Proviamo. Allora, 36 punti, no? Io quanti punti ho? Donna, torri, 10, 9, 19, più 9, 28, il re magari vale 4 punti, quindi 32 più 8, ho 40, dovrei avere 4 punti di materiale in più, però non so quanto Il serva. re vale 4 punti, bellissima carta. Ora, quindi dovrei semplificare secondo le regole. Secondo le regole, sì. Però non capisco, ma tu vuoi promuovere a donna? Io posso promuovere a donna. E io posso sacrificare il re su un pedone? E in teoria sì. Ok. A 6, bisogna aprire le torri. Bisogna cercare di non creare buchi. Che sembra una falange, no, dell'esercito macedonese. Diciamo che questa è l'evoluzione della difesa 300. Sì, vedo, vedo, vedo. Una testuggine, no, romana che vanno tutti gli scudi così non si poteva fare breccia. Esatto. E che se ti cambio arriva un altro, no? Cioè arriva. Esatto. Uff, che mi sento schiacciato, non ho spazio. Ah, però c'è anche una cosa, magari tu potresti finire in Zuzvang in un momento. È vero, 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 vero. E la quinta traversa ce l'abbiamo. Però una cosa, i 300 sei te o sono io i 300, no? Perché sembra che sono io i 300 greci contro il milione contro i milioni di persiani, no? E tra l'altro i miei pezzi valgono di più, no? Sono i guerrieri d'élite, no? Perché Esatto. si muovono in più caselle, tu hai tanti soldati meno addestrati, ma che mi stanno schiacciando Ma il vero numericamente. milione sarà quello che vincerà, colui che vincerà lo Squid Game Chess. Ok. Ti vedo in difficoltà, caro cerchio. Non Ecco. so, adesso ho cambiato, non so se è buono o no. Ah, però Avevi in mente? forse ho guadagnato un pedone. Sa di sì. Non l'avevo visto. Però, Uff.
quei poveri alfieri senza diagonali, quei poveri cavalli senza casi d'uscita. Sì. Allora, sì. Siamo circondati. I Sono sotto pedoni, pressione. pedoni stanno valendo più di quanto io possa immaginare. Che non catturi neanche con l'altro, non sbagli nemmeno. Mi sembra di venire schiacciato da una marea. Dico che dovrò sacrificare dei pezzi, no? Su questi pedoni, suppongo, cambiare. Suppongo di sì. Era il momento di dare qualcosa. Ma cavallo per H6. Cavallo per H6. Qui bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti. I pedoni sono forti quando sono uniti, quando poi Ma scusami, ma iniziano... tu sei debole sulla H, no? Sì. Come fai ad avanzare il pedone G? Aspetta. Io mi sento schiacciato, mi sento compresso. Sì. Forse devo Mhm. dividere in due parti il tuo schieramento, se posso, ma... Sì. Oh my God. Ok, questo posso fare. Questa non la farò mai, se no... Ok, ok, ok. Quel pedone B6 è fastidioso, però adesso lo Speriamo. dobbiamo supportare. Lo dobbiamo supportare. Ai, Se ho fatto questo una sciocchezza. pedone, se questo pedone B6 crea problemi, sarà il primo partecipante dello Squid Game. È già caricato il mitra? Beh, uff. È dura, è dura. Secondo te, Andrea, non so se hai sentito la teoria che dicono che quelli lì, i cerchi, i quadrati, i triangoli, in realtà sono anche loro delle persone che avevano bisogno di soldi e hanno partecipato per quella ragione. L'hai sentita questa teoria? Ma non lo so, in questo momento non riesco a pensare a teorie. In questo momento devo pensare a respirare, sento che mi manchi il respiro. Abbiamo disperazione, non so, mi sento compresso. Ok. Non hai mangiato? Non hai mangiato? No. Ah, va bene. Ora posso rivedere il futuro con allegria, ora che ho preso un pedone, però. Non volevo mai guadagnare materiale.
ad Andrea Stella. Ah, 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 ah. 22 secondi. Uff, Forse sono stato troppo precipitoso. ti danno fastidio dei sacrifici? Non so se è buono sacrificare, proviamo a vedere, però Ecco, mi fido cavolo. di te. Oh cacchierola, oh cacchierola, oh cacchierola. Quindi anche i cerchi, i triangoli e i quadrati erano persone indebitate. Sì, perché dicevano che quando hanno fatto il giochino iniziale della busta, no? Sai, la busta rossa e quella blu, Mhm. se tu sceglievi la blu diventavi un Mhm. partecipante, se sceglievi la rossa diventavi un cerchio, triangolo, quadrato. Sì. Ma comunque tu sai, con il rischio di fare uno spoiler, che quando c'era il gioco delle biglie Sì, e non si vedeva l'eliminazione del signore anziano, sì. io ho già capito che l'eliminazione non era vera, Ah, perché era l'unico che non si vedeva. lì avevi già capito? Sì, anche perché su Google News mi era uscito un articolo che diceva che in quell'episodio lì ci sarebbe stato qualcosa che, se stai attento, ti faceva capire il Pensa a finale. te. Quindi, ok, vediamo ora. Mm. Sto venendo travolto da un fiume. Ma mi sa che sono io i 300, però stavolta l'esito non è. Dell'inferiorità numerica. Io cosa posso fare? Ok? Ok. Ora prendo F6. 13 secondi. F6? Ok. Uh, oh. Sì, Fai così? questa non la faccio. Questa non la faccio. Ok, vediamo cosa vuoi fare. Già sto fermo. Eh, eh, fare questo. Poi devo fare questa mi piace di più però. Sta qua. Li posso fare così. Tac. Sì. Ok. Forse la strategia migliore è provare a far rimanere i pedoni senza mosse fin dall'inizio. Mm, 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 mm. Uff. Così? Mm. Questa è bella. Questa è bella. Che cosa? Stai vedendo? 15 secondi. Devo fare e poi questo. Non è giusto. Ah, Questo non si può fare attualmente. se gioco così.
Perché non mi prende? Ok, mi ha preso. Ok. E da fare attenzione. Sì, sì, ora Ecco. entro. No, cazzarola. Ora Adesso entro. me li porti tutti, eh. Ora possono cadere uno a uno. Da Muhahahaha. lontano. Muhahahaha. Counterplay, counterplay. Ora devo eliminare l'ala di donna prima che l'ala di donna elimini me. Ok? Porco cane. Finché c'è vita c'è speranza, dico. Cavallo e 8. Perché adesso c'hai Penso che se stavi attento a quell'entrata lì vincevi. cazzarola. Forse vinci ancora, però. Difficile. Cazzarola. Ah, però c'è tempo in realtà. C'è tempo, perché se faccio così, tac, tac. Ok? Ok? Adesso prendo qua. Tac, si piazza qua, tac, così, posso fare così, e così. Vediamo se sopravvivo qua. Cazzarola. I pedoni stanno per arrivare, però forse. Uff, uccipicchi. Torre per A3. Vediamo. Ok, ora cosa fare? Ora faccio Anche questa. donna 8, forse sacrifico la torre, sì, isolare i pedoni. Porco cane. Ok, se i pedoni sono isolati. Ok, ora gioco Porco cane. Arturo. Qui. Se i pedoni sono isolati non costituiscono un problema. E se i pedoni sono isolati non costituiscono un problema. Vediamo. Dai, dai. Ora manca poco tempo. Dai, pedoni, fate il vostro sporco lavoro. Ok? Dai. Ora questa mossa. E ora questa mossa. Ah. Presa. 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 No. Ma tu mi avevi detto che i pedoni doppiati non andavano bene. No, no, no. Ottimo lavoro, Cerchio. Dovrai giocare così contro i nostri concorrenti perché il montepremi è veramente, veramente ampio. Già che hanno un anno di iscrizione gratuita all'Accademia di Matto Scacco, già quella. Sì, sicuramente si potrà migliorare molto così il livello del vostro gioco.
un anno di iscrizione all'Accademia è moltissimo. Da qui fino al 27 gli allenamenti saranno sempre più intensivi. Mhm. Sicuramente, sicuramente. Ottimo, allora io direi che ci vediamo nel prossimo video. Certamente. A presto. Ciao a tutti. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!